A Isola Vicentina, nei campi dietro il Timonchio, esiste una pietra incisa che per anni è stata liquidata come un reperto qualunque. Rune antiche, segni irregolari, niente di spaventoso. Finché qualcuno ha provato a leggerle davvero. Non erano parole venete, né latine. Erano segni venetici arcaici, ma disposti in un ordine sbagliato. Non raccontavano una storia, segnavano un limite. Gli anziani del paese lo sapevano. Dicevano che quella pietra non indicava un luogo, ma un passaggio che non va attraversato. Per questo non è mai stata spostata. Per questo attorno non hanno mai costruito. Negli anni 70 uno studioso provò a ricostruire la sequenza dei simboli, non per tradurli, per ripeterli. La notte stessa i cani della zona smisero di abbaiare, non ululavano, si rifiutavano di avvicinarsi ai campi. Il giorno dopo l'uomo cancellò tutto il suo lavoro. Disse solo una frase: non è una scrittura per essere capita, è una scrittura per tenere qualcosa fermo. Da allora la pietra è lì, e chi passa vicino giura che i segni non siano sempre uguali.